Terzo trofeo Acqua San Giorgio, quale miglior antidoto contro l'astinenza al basket femminile che dura ormai da diversi mesi. Amici di Directa Sport, siete collegati dal Palasport di Via Pessagno a Cagliari per la terza edizione appunto del trofeo Acqua San Giorgio, che vado a presentare per quanto concerne la sua gara finale col presidente della Virtus Cagliari Riccardo Fava e col direttore sportivo del CUS Cagliari Mauro Mannoni. Buonasera, inizierei dal presidente della Virtus. Intanto è una finale, ma la bella notizia è che è un derby. Un derby che purtroppo non ci viene riconosciuto durante il campionato, in quanto abbiamo due gironi diversi e quindi dobbiamo accontentarci di questo precampionato con un amichevole che tutto sommato può sempre far piacere disputare per poter tastare le prime forze del torneo. Tante energie nuove in casa CUS, un rinnovamento che è partito dai quadri societari fino ad arrivare poi allo staff tecnico con un confermatissimo Federico Sciascia rispetto alla scorsa stagione. 6 acquisti se non consideriamo Zucca, che è un acquisto anche lei, ma arriva dal fronte locale perché arriva da Casa Virtus. Da Casa Virtus arriva anche Chiara Rossi, che forse è il miglior acquisto del mercato cussino. Ma sì, intanto ringrazio la Virtus per averci dato questa occasione, perché dopo le prime 3 settimane di lavoro intenso questo è un primo test importante in prospettiva inizio campionato. La squadra è rinnovata per diversi motivi, sia per questioni di mercato, ma sia perché avevamo necessità di ricostruire un progetto tecnico e delle figure adatte al nostro progetto. Quello che c'è ancora e che rimane punto fermo sono le nostre giovani, soprattutto le 2000-2001, per le quali noi speriamo che si possa trovare lo spazio il più ampio possibile. Progetto giovani che mette nero su bianco più che mai la Virtus Cagliari, che inizia praticamente un percorso triennale. Iris Ferrazzoli viene confermata nel suo secondo anno, ma inizia forse in questa stagione un progetto un po' più a lungo termine, e mai squadra è stata così giovane, praticamente tutte 18-19 anni. Sì, eccettuato una veterana che è Marta Vargiu, che è dell'88, le altre giovani sono tutte nuovi acquisti, oltre che i nostri innesti che sono del giovanile, e abbiamo fatto una squadra e un progetto triennale apposta per sperare di coltivare e di far crescere delle nuove realtà. La Virtus non ha mai avuto un'impostazione di questo genere per tanti motivi. Ora stiamo provando a dare spazio alle nuove leve per vedere di formare e di formare anche una struttura e un gruppo sul quale contare nei prossimi anni. Mancano ancora praticamente 15 giorni all'inizio del torneo, le squadre sarde sono state inserite su 2 gironi differenti, chiederei a entrambi una considerazione. Ma c'è poco da considerare, nelle riunioni di Lega ha prevalso l'idea delle squadre, diciamo tra virgolette non sarde, di ridurre, di limitare a 2 trasferte in Sardegna ogni squadra. Questo ha prodotto automaticamente la ripartizione delle 4 sarde in 2 gironi diversi, non c'è molto altro da commentare. In Sardegna le squadre vogliono venire meno perché la trasferta in Sardegna costa, bisognerebbe rispondergli che le sarde vanno ogni domenica o quasi fuori. Noi peraltro siamo anche doppiamente svantaggiati perché abbiamo un girone sud, a differenza dei nostri cugini del CUS Cagliari che hanno il girone nord, forse sicuramente più avvicinato con le linee aeree. Abbiamo di trasferte difficili, comunque non ne facciamo un dramma, è sempre stato così. D'altro canto la Sardegna è un'isola, stiamo cercando di farci supportare dalle infrastrutture, dalle realtà che insomma della Sardegna regione, per farci dare una mano. Vediamo se questo è possibile, se no cercheremo di farcela con i nostri mezzi. La Mercedes Alghero ha chiuso al terzo posto battendo l'Asto questa terza edizione. Inizierei dagli obiettivi stagionali del CUS Cagliari e poi strapperei una considerazione sulle altre 2 realtà di questo campionato, appunto Mercedes Alghero e San Salvatore Serrato. Ma dunque noi come CUS siamo nel girone nord, che è un girone a detta degli esperti di livello un po' più alto, ma noi questo lo consideriamo un'opportunità, è un'occasione di crescere e di confronto con squadre più strutturate e più competitive. Noi vorremmo salvarci faticando meno dell'anno scorso e in questo contesto cercare di far crescere il più possibile le nostre atlete, non abbiamo altri obiettivi. Come vedi le altre 2 squadre sarde? Allora, San Salvatore
sulla carta secondo me ha costruito, come già ha fatto negli anni scorsi, un buon roster e una buona struttura di squadra, per cui io ritengo che, come ha detto Masic in un'intervista, che si è sbilanciata un po' troppo, perché non è ancora un intercampionato, playoff sicuri. Secondo me il Selarus può fare i playoff. Sì. La Mercedes? E la Mercedes ha una politica totalmente diversa, perché intanto è ripescata da poco, tanto comunque punta quasi esclusivamente sulle giovani. Penso che debba lavorare per rimanerci in A2. Non so se il presidente Riccardo Fava mi ha sentito, perché il volume è sempre alto di questo caldissimo Palar estivo. Chiedevo obiettivi Virtus, che mi ha anticipato in precedenza, ma soprattutto una considerazione sulle altre due sarde. Come vede Selargius e Mercedes Alghero? Beh, Selargius non fa parte del nostro girone sud. Selargius è sicuramente più rinforzata rispetto all'anno scorso, ha preso dei buoni innesti, giocatrici importanti anche nel ruolo. Il Cus Cagliari è una realtà come la nostra che sta investendo sulle giovani, anche se qualche elemento è di professione, vedi la nostra Chiara Rossi, ex giocatrice, la nostra ex Ridolfi, hanno giocatrici importanti. Noi stiamo investendo tutto sulle giovani, abbiamo come unico obiettivo quello di riuscire a salvarci e sarà già una bella soddisfazione, insomma. E il primo derby come finisce? Ma guarda, onestamente un tabellone ieri abbiamo guardato poco e penso lo guarderemo poco anche oggi. Io vorrei che oggi le ragazze avessero le gambe meno pesanti di ieri e riuscissero a difendere un po' di più. Poi il risultato onestamente oggi conta davvero poco. Abbiamo bisogno di vedere segnali di crescita del lavoro delle prime 3 settimane e basta. Per Mannoni basta alzare l'asticella in termini di preparazione. Per la Virtus questo derby come finisce? È uguale, identico, lo stesso proposito, quello di riuscire a intravedere che gli insegnamenti degli allenatori, in questo caso allenatrici, stiano portando già dei buoni frutti. Bene, mancano pochi minuti all'inizio del match, ringrazio i miei ospiti e ovviamente un in bocca al lupo per la prossima stagione. Amici di Directa Sport, siete nuovamente collegati dal Palasport di via Pessagno a Cagliari. Allora, finale della terza edizione del trofeo Acqua San Giorgio, praticamente il miglior antidoto contro l'astinenza del basket femminile che dura ormai da 3 mesi. Si vanno a confrontare due formazioni del campionato di Serie A2 femminile, lo storico derby tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari, derby che vado a presentare e a commentare con una conoscenza assoluta del basket femminile, Consuelo Scameroni. Buonasera Consuelo. Buonasera a tutti, buonasera. Diamo uno sguardo allora a quello che è lo starting five scelto dai due coach. Iniziamo dal Cus Cagliari, che si schiera con la numero 5 Chiara Rossi, con la numero 6 Giulia Sorrentino, con la numero 7 Elena Borsetto, con la numero 8 Eugenia Caldaro e con la straniera, con la numero 17 Nataša Tomasovic. Per quanto concerne invece lo starting five scelto da Iris Ferrazzoli, con il numero 20 Matilde Mancini, e questa è, se vogliamo, la novità di questa finale, con il numero 1 Francesca Orsini, con il numero 22 Paola Raiola, con il numero 3 Simona Sorrentino e con il numero 5 Iva Palmenova Georgieva. Una Virtus Cagliari che, come abbiamo detto in sede di copertina con il presidente Riccardo Fava, inizia praticamente un percorso triennale di rinnovamento. Mai squadra è stata così giovane, praticamente tutte ragazze tra i 19 e i 20 anni. Allora chiedo subito a te Consuelo, che cosa significa affrontare un campionato di Serie A2 femminile con una squadra praticamente neanche ventenne? Ma sinceramente sono molto contenta di vedere in campo finalmente nuove leve. Il campionato sicuramente non è più quello di una volta, quindi è giusto mettere in campo nuove giocatrici che si possano formare per un futuro, quindi loro probabilmente nel girone sud, un girone anche molto più abbordabile, secondo me faranno un ottimo campionato. Già la partita di ieri ha dimostrato che Iris Ferrazzoli sta riuscendo a ottenere dei buoni risultati. Arriva anche la prima penetrazione da parte di Giulia Sorrentino, al limite dell'infrazione di passi sul passo in partenza, brava ad andare dentro con la mano destra, subisce fallo. Allora sarà il primo dei due tiri liberi. Sul fronte Cus invece praticamente 6 nuovi acquisti, 7 se consideriamo anche Zucca che arriva dalla Virtus, è di fatto un acquisto ma è comunque un prospetto locale. Un Cus Cagliari che ha rinnovato tanto nei quadri societari, ha tenuto però sempre Federico Sciascia come allenatore, supertato tra l'altro dagli assistenti Andrea Ghiani e Sandro Manca. Che dire del Cus?
Ma diciamo che vedo una buona squadra, nel senso che sicuramente con Rossi ha un po' più di equilibrio. Una squadra giovane, anche il Cuscagliari. Niente, mi auguro tanto di vedere in campo le nostre ragazzine del 2001 che secondo me possono disputare tranquillamente questo campionato. Iniziamo a prendere confidenza anche con le ragazze che praticamente conosciamo soltanto in questa occasione. Avete visto prima il tentativo di Orsini che recupera molto bene, adesso un rimbalzo in attacco, rimbalzo che adesso però finisce nelle mani delle giocatrici del Cuscagliari, che possono ripartire in questo caso con una bella palla sotto servita dalla numero 7 Ariana Puggioni. Si riparte però dalla numero 5 Iva Palmenova Georgieva, che trova un bel canestro che vale il 4-0 per le universitarie. Può ripartire la Virtus molto rapida qui in transizione con col suo pacchetto di esterne particolarmente rapide. Anche questa è una scelta voluta dall'allenatore Iris Ferrazzoli, che viene coadiuvata in questo nuovo anno sportivo da Valentina Calandrelli, che ha anche il ruolo di preparatore atletico, di tecnico delle giovanili, oltre che di assistant coach. Intanto arriva il primo cambio, entra con il numero 23 Laura Pellegrini ed esce invece la numero 5, si tratta proprio di Ilva Palmenova Georgieva. Piccolo problema prima con la gestione del roster, pagina capovolta per quanto concerne il Cus Virtus Cagliari, allora ce ne scusiamo per il racconto dell'azione precedente. Ora una nuova penetrazione da parte della Virtus, può ripartire però il Cuscagliari, rapida qua la transizione, pallone sotto per la numero 8 Eugenia Caldaro, e allora il risultato 6-0 ancora per il Cus. Sì, buona rotazione di palla, il Cus sicuramente è più attento in difesa. Non sta sprecando, la Virtus ancora non sta cercando di macinare un pochino di gioco. Intanto risponde bene anche il pubblico del Palarestivo. È una domenica di fine estate, praticamente non c'è un posto libero qua sui gradoni del Palasport di Via Pessagno. Pallone lungo che finisce però ancora nelle mani di Chiara Rossi, che fa ripartire l'azione. Buono lo scarico in questo caso per la numero 8 Eugenia Caldaro, ancora per Chiara Rossi, Aristo e tiro di Rossi, brava Caldaro a recuperare con grande personalità questo rimbalzo. Subisce anche il fallo ad opera di Francesca Orsini, e allora Eugenia Caldaro potrà avere altri 2 tiri liberi per provare ad allungare ancora il vantaggio. A 7 minuti e 36 dalla fine della prima frazione il Cuscagliari conduce 6-0. Squadre nuovamente in campo per questa terza edizione del Trofeo Acqua San Giorgio, manifestazione che di fatto apre la nuova stagione sportiva del basket femminile. Allora Eugenia Caldaro per 2 tiri liberi, viaggio in lunetta per lei, primo dei 2 tiri liberi che permettono un vantaggio che si allunga ancora per il Cuscagliari su 7-0. Virtus che probabilmente si deve togliere di dosso questo momento di emozione per questa finale derby del basket femminile cagliaritano. Ancora un tentativo di palla sotto per Francesca Orsini, riparte però dalla numero 20, si tratta di Matilde Mancini. Cuscagliari che trova però tutto facile, può recuperare palla, ancora si gioca in punta per Chiara Rossi, chiama lo schema, c'è il blocco portato da Eugenia Caldaro, ancora la penetrazione di Chiara Rossi con la mano sinistra al limite dell'infrazione di campo per il Cuscagliari. Ancora un possesso per la formazione universitaria, arriva adesso un facile canestro piedi a terra per Eugenia Caldaro. Il Cuscagliari 10-0 sulla Virtus. Cosa sta succedendo alla Virtus? Sicuramente è quello che paghi quando trovi in campo una squadra così giovane, quindi un po' l'inesperienza può causare problemi sia in attacco che in difesa. Non sono in questo momento unite tra di loro, non c'è gioco di squadra, quindi... Eppure la Virtus prova a fare tanta circolazione, lo ha fatto adesso soprattutto per vie esterne, un quintetto piuttosto basso quello scelto da Iris Ferrazzoli, probabilmente
l'idea era quella di provare a spingere, di dare ritmo al match. Un Cuscagliari che però si sta chiudendo molto bene in chiave difensiva e adesso prova a ripartire ancora con la regia affidata a Chiara Rossi, che trova ancora con prepotenza una bella penetrazione, pallone in scarico da dietro l'arco per Eugenia Caldaro, praticamente tutto sull'asse Rossi-Caldaro questa prima parte del match. Arriva adesso però anche un bel canestro dai centimetri di Natasha Tomasovic. Cuscagliari che conduce per 12-0 quando sono passati poco meno di 5 minuti all'inizio del match. Intanto sul cubo del cambio Iris Ferrazzoli prova a cambiare ancora qualcosa. Vediamo chi sono i due prospetti chiamati a sovvertire le sorti di questo match. Pallone ancora per Tomasovic, la difesa forte da parte di Orsini. Tomasovic che affronta ancora Orsini, si riparte però ancora per vie esterne. Tomasovic che poi recupera nuovamente posizione, spalle a canestro, pallone per Caldaro che trova un altro bel gioco, spalla a canestro in allontanamento. 14-0 per il Cuscagliari. Virtus davvero in grande difficoltà in questi primi 5 minuti di questa finalissima della terza edizione del Trofeo San Giorgio. Intanto Raiola scarica per la numero 20 Matilde Mancini che prova ad appoggiare. Buono qua il raddoppio difensivo ancora una volta da parte della formazione di Federico Sciascia. Rossi prova la penetrazione, la finta e lo scarico per Tomasovic da dietro all'arco. Questa volta però non arriva il canestro da parte della giocatrice del Cuscagliari. Rossi è brava però a sfruttare i diversi centimetri in più rispetto all'avversaria. Qua forse aveva subito anche un fallo la numero 8 del Cuscagliari che recupera ancora qui il pallone, riparte ancora dalla regia di Chiara Rossi. Davvero buio pesto in casa Virtus in questi primi 6 minuti di gioco. 14-0 il risultato, pallone finalmente recuperato dalla numero 23 Laura Pellegrini. La palla finisce fuori, l'ultima a toccare è una giocatrice del Cuscagliari. Allora avvicendamento, intanto in casa Cussa entra Giulia Ridolfi e anche Rachele Niola al posto di Tomasovic e della numero 6 Giulia Sorrentino. Dall'altra parte invece gli inserimenti sono quelli della numero 9 Alessandra Markovic, un'ala nativa di Bari, classe 1999, come praticamente quasi tutte le giocatrici del Cuscagliari. Proviene dalla Spezia, anche se la proprietà è quella di Umbertide. E arriva finalmente il primo canestro per la formazione di Iris Ferrazzoli, che dunque pone fine all'incantesimo che stava praticamente condizionando la partita. Qua però tutto facile per Chiara Rossi che appoggia con la mano destra, penetrazione troppo facile. Virtus Cagliari che sta sbagliando anche qualcosina dal punto di vista difensivo. Sì, diciamo che il Cus in attacco sta mettendo gioco, creando gioco, buona circolazione di palla, con ottimi tagli, è abbastanza attenta anche sui rimbalzi. In difesa abbastanza chiusa, però la Virtus sta facendo vedere che comunque c'è, non vuole di certo mollare in questi primi minuti. Piace soprattutto la regia di Chiara Rossi, l'ex di turno che ha vestito proprio la casacca della Virtus Cagliari nella scorsa stagione, brava a creare sovranumero, andare dentro, trovare sempre lo scarico giusto, prima per Tomasovic, poi per le compagne di squadra. Qua Ridolfi prova un passaggio a rimorchio, finisce però nelle ginocchia dell'avversario. Qua un passaggio troppo lungo per Orsini da parte della numero 9 Alessandra Markovic, prova a esprimersi in velocità, ad allungarsi la Virtus Cagliari con qualche errore di troppo in fase di passaggio. Il risultato dunque rimane ancora fermo sul 16-2 quando mancano 3 minuti alla fine della prima frazione. La pressione da parte di Paola Raiola su Chiara Rossi con la mano sinistra, pallone per Ridolfi, libera Rachele Niola in punta, cerca ancora Chiara Rossi, ancora una volta qua lasciata libera. Stanno faticando nel cambio difensivo soprattutto la Virtus Cagliari. Rossi poi brava a trovare sempre la compagna di squadra libera per le vie esterne. Arriva il cambio, intanto Chiara Rossi trova qualche minuto di riposo, al suo posto entra la numero 6, si tratta di Giulia Sorrentino,
classe 1988, una guardia di 174 centimetri. Di Schio arriva però da Napoli, dove ha calcato, anche se per pochi minuti, anche il palcoscenico della Serie 1. Tutto libero qua per la Virtus Cagliari, in particolar modo per la numero 5 Iva Palmenova Georgieva, piedi a terra da dietro l'arco, pallone però troppo lungo, finisce sul ferro e allora continua ad avere difficoltà non solo in costruzione di gioco ma anche nelle percentuali questa Virtus Cagliari. Pallone adesso per Ridolfi da dietro l'arco, prova e lo fa anche se il pallone è un tantino lungo a servire Eugenia Caldaro. Pallone che finisce fuori, Cagliari che avrà ancora 4 secondi per chiudere l'azione, si incarica della rimessa Rachele Niola. Ci mette il piede la giocatrice della Virtus Cagliari, Georgieva, e dunque saranno 14 adesso i secondi per concludere l'azione da parte del Cagliari, che dunque può usufruire di questo allungo del cronometro. Buona la difesa, qui c'è il taglio in backdoor da parte della numero 22 Paola Raiola. Qua subisce fallo, forse fischiato a Rachele Niola, cade a terra la giocatrice della Virtus. No, non è così, secondo il signor Farnetti il fallo è invece della numero 8 Eugenia Caldaro. Sarà comunque rimessa in attacco ancora della Virtus Cagliari quando manca 1 minuto e 34 alla fine di questa prima frazione. Sì, buona la prestazione per il momento da parte del Cagliari, che sta macinando gioco, molto più attiva e concentrata in campo, sia in attacco che in difesa. No, la Virtus vedo che sta cercando di sbloccarsi perché comunque in attacco sta facendo vedere gioco. Arriva il canestro, spalla canestro di Georgieva, Virtus che recupera anche un altro pallone. Guardate però il recupero difensivo da parte di Cagliari, che praticamente torna in un amen a ringhiare sulle giocatrici maglia bianco-blu. Qui recupera anche un gran bel pallone con Rachele Niola, buono il cambio di mano, un 3 contro 1 per il Cus, e qua sbaglia un eccesso di altruismo da parte di Rachele Niola, che forse in quel caso avrebbe dovuto fare arresto e tiro per trovare il canestro. Sì, anche perché la compagna ha tagliato fuori benissimo l'avversario, gli ha lasciato tutto lo spazio per effettuare il tiro, ha voluto tentare l'assist e non c'è riuscita. Belle spiegate per il Cus, che chiude a 1 minuto dalla fine della prima frazione sul 18-2. Con Tomasovic sul cubo del cambio, pronta a entrare in campo proprio adesso. Vediamo al posto di chi. Entra al posto di Eugenia Caldaro. Il Cagliari si appresta a consumare gli ultimi 62 secondi di questa prima frazione sul vantaggio, pensate, di ben 12 punti, 16-4. Intanto Pellegrini adesso in possesso, si riparte ancora per le vie esterne. Guardate quanta difficoltà sta facendo la Virtus Cagliari ad affondare contro una difesa costina molto attenta, forse di una maggiore fisicità, almeno nello starting five. Qua un pallone decisamente fuori misura da parte di Georgieva, che non colpisce neanche il ferro. Georgieva che si appresta a tornare in panchina. Al suo posto è entrata Pugioni, che arriva da Viterbo, nata da Alghero, quindi anche lei sarda. A Viterbo Pugioni è stata addirittura un triennio, chiudendo l'ultima stagione con quasi 20 minuti di utilizzo, 5 punti di media a partita. Pugioni, uno dei prospetti che tu hai conosciuto nella tua lunga militanza nelle file del Cagliari, giocandoci contro tante volte, soprattutto nelle fasi nazionali, a cui il Cagliari ha preso parte praticamente sempre in tutte le stagioni. Sì, diciamo di sì, che abbiamo fatto degli ottimi campionati a livello regionale, con qualche sempre finale interzona. Poi oltre è sempre difficile perché varchi il Tirreno e trovi delle strutture, delle società completamente diverse, strutturate in maniera fisica oltre che tecnica molto più avanti rispetto a noi piccoli sardi. Intanto entra sul parquet anche Giada Podda, la vedete con la maglia numero 17. Ridolfi sfrutta il netto mismatch rispetto all'avversaria, subisce anche un fallo e dunque andrà in lunetta per 2 tiri liberi, perché saranno con tutta probabilità gli ultimi 2 tiri liberi di questa prima fazione, visto che mancano 19 secondi. Il Cagliari è saldamente in vantaggio per 16-4, non si segna
praticamente da 2 minuti e più in via Pessagno. Non la mette dentro neanche Ridolfi, almeno nella sua prima occasione, precisa invece in questo secondo tiro dalla lunetta per l'1-2 che vale il 17-4. Vediamo come gioca la Virtus Cagliari questi ultimi 10 secondi. Ancora il tentativo di penetrazione, arresto e tiro da parte di Paola Raiola, imprecisa anche in questa occasione, pallone per Rachele Niola, bravo in questo caso il Cus Cagliari a sfruttare sino all'ultimo i secondi a disposizione. Allora si chiude la prima frazione di Virtus Cagliari Cus Cagliari con l'Universitario avanti di 13 lunghezze, 17-4. Inizia la seconda frazione di Virtus Cagliari Cus Cagliari che si ripropone in campo con Sorrentino, Borsetto, Tomasovic, Ridolfi e Rachele Niola, dall'altra parte in casa Virtus. Spazio per la numero 22 Paola Raiola e per un altro quartetto di praticamente esterne, tutte ragazze con pochi centimetri, e ti chiedo subito Costello se potrà essere un problema non disporre di grande fisicità almeno fino a questo momento per la Virtus Cagliari. Ma sinceramente non ho visto bene le squadre del girone sud, però troveranno sicuramente molta meno difficoltà rispetto a quello nord, quindi anche un quintetto basso, se fai un gioco rapido non hai difficoltà, lavorando in determinato modo anche in difesa naturalmente. Intanto mi hai fatto l'assist, allora vado a sfruttarlo per evidenziare anche quelli che saranno i gironi, la formula di svolgimento di questo nuovo campionato di Serie A2 femminile 2017-2018, 2 gironi ufficiali. San Salvatore e Cus Cagliari sono stati inseriti nel girone A, Virtus Cagliari e Mercedes Alghero nel girone B, una Virtus e una Mercedes che dunque prenderanno parte al girone sud, che come giustamente hai detto tu è sicuramente un girone più fisico, meno tecnico, ma certamente caratterizzato anche da campi più caldi. Nel girone A insieme al Cus Cagliari e al San Salvatore Selargius anche Geas Sesto San Giovanni, Velco Vicenza, Fassi Albino, Bolzano, Carugate, Marghera, Costa Masnaga, Castelnuovo Scrivia, Crema, Pordenone, Alpo Basket, Fanola San Martino, Sanga Milano e Libertà Sporting Basket School Udine. Per quanto concerne invece il girone B, a fare compagnia a Virtus Cagliari e Mercedes Alghero saranno Libertas Bologna, Cestistica Savonese, Andro Basket Palermo, San Raffaele Roma, Cestistica Orvieto, Civitanova Marche, Empoli, Progresso Bologna, San Giovanni Valdarno, Faenza, Umberti, De Forlì, La Spezia e Campobasso. Praticamente identica la formula di svolgimento, squadre suddivise in 2 gironi composte da 16 squadre, gare girone all'italiana con gare di andata e ritorno. Dal primo posto del girone al termine della fase di qualificazione si sarà promossi direttamente in Serie 1, a fase playoff se ne invece andrà a coinvolgere le squadre che occupano dal secondo al nono posto, con le vincenti playoff che saranno ammesse allo spareggio. Per quanto concerne invece la retrocessione nei playout, le 2 squadre classificate, intanto le squadre classificate al 16° posto retrocederanno direttamente nel campionato di Serie B, le 2 squadre classificate al 14° e 15° accederanno invece ai playout e si affronteranno a incrocio col girone A, praticamente una formula identica a quella dello scorso campionato nella quale faticò soprattutto la Mercedes Alghero, che conquistò soltanto una sola vittoria. Mercedes Alghero che però è stata ripescata e affidata alle cure di Claudio Cau, che già 1 anno e mezzo fa o 2 anni fa circa era stata la guida della formazione catalana, si riappresta a prendere parte a questo campionato. Detto questo, il Cus Cagliari allunga ancora di più l'elastico del vantaggio, si staziona sul 22-4 quando è passato 1 minuto e mezzo all'inizio della seconda frazione. Fossi in panchina, cosa direste alle ragazze della Virtus? Non è semplice perché ripeto sono ragazzine, quindi adesso ottimo canestro ma con poca circolazione di palla come in genere stavamo vedendo prima. Niente, bisogna avere tanta pazienza e credere in loro e nel lavoro che sta facendo. Intanto almeno non manca la personalità per questa Virtus. Adesso un pallone recuperato grazie alla regola del possesso alternato dopo questa palla 2, e allora è la Virtus Cagliari che può provare a ritornare in partita
Segnalerei dal Cus Cagliari l'ingresso in campo della numero 14 Federica Madeddu, ecco la destinazione, si prende subito un fallo. Classe 2001, anche interessata, cioè seguita dalla nazionale, quindi un'ottima giocatrice. Ottimo prospetto, anche buon fisico, anche per questa categoria, fisico longilineo, importante, buone gambe, mi sembra una giocatrice capace anche di saltare lontano da canestro per catturare rimbalzi importanti, sempre tanto importanti, soprattutto nel basket femminile, dove l'extra pass, insomma, l'extra possesso, scusate, ha un aspetto particolarmente importante. Adesso in questo caso però sbaglia entrambi i tiri dalla lunetta. 22-7 il risultato, 7:50 alla fine della seconda frazione. Intanto Ferrazzoli va a catechizzare la giocatrice con la maglia 23, Laura Pellegrini. Rea forse di aver tenuto troppo il possesso di palla. Pellegrini che adesso prova a uscire dal blocco, pallone invece che finisce nelle mani di Orsini, che deve ancora una volta giocare spalle a canestro. Trova un buon canestro, pallone che si arrampica sul ferro. 22-9, Virtus che prova, anche se in maniera un po' timida, a riavvicinarsi. Adesso pallone nelle mani di Rachele Niola, che va in penetrazione, scarica molto bene, praticamente a rimorchio su Tomasovic. Gran bel movimento qua di Tomasovic, ne abbiamo parlato a microfoni spenti con Federico Sciascia, una giocatrice presa per fare praticamente il ruolo da 5, ma in realtà con doti di gioco fronte a canestro. L'avete visto adesso le ottime gambe di Tomasovic, utile anche nell'impiego da numero 4. Qua è stata molto brava con una finta di corpo a trovare lo spazio, allargarsi e trovare il canestro. Qua incischia un po' nel movimento di piede perno la giocatrice della Virtus Cagliari, e dunque sarà nuovo possesso per la Virtus. Intanto è entrata in campo Lavinia Gaetani, un'altra nostra giovane, anzi del CUS, classe 2001, buon playmakerino, grintosa, può far bene anche lei in questo campionato. Più che legittimo dire nostra, perché il tuo passato in casa CUS è ovviamente conosciuto al mondo del basket isolano e nazionale, la guida prima del centro mini basket e poi di tutte quelle che sono le iniziative universitarie che hanno portato tanti numeri in casa CUS. Ora con orgoglio mi sento anche di dirlo in maniera personale, visto che sono coinvolto nel progetto Scuola Basket Astro Cagliari, hai dimora in via Talete, dove il compito sarà quello di essere proprio responsabile del settore mini basket femminile. In questo senso ne approfitto, sfruttando quello che è questo canale, il canale Directa Sport, ha fatto il nostro benvenuto a nome anche del patron, maestro di sport Ermanno Iaci, perché abbiamo veramente bisogno di tanta qualità per scrivere in maniera sempre più attenta quelli sono i contenuti tecnici dei nostri numeri. Grazie ad Ermanno e a te Mauro, per me è sicuramente una nuova esperienza, sono orgogliosa di tornare all'Astro, anche perché io sono nata lì, ho iniziato lì a giocare, a calcare i primi campi da basket, quindi sono felicissima, c'è da lavorare tanto, i numeri ci sono, speriamo di tirar fuori anche le qualità. Intanto 26-9 risultato, CUS Cagliari saldamente in vantaggio quando mancano 6 minuti e 29, entra per la Virtus Cagliari un altro prospetto, purtroppo qua ci manca qualche numero di maglia, questo però ce l'abbiamo, è Giulia Triolo, giocatrice con la maglia numero 10, in lunetta invece con la maglia numero 3 c'è un'altra Giulia Ridolfi, mentre sul cubo del cambio c'è un'altra giocatrice cusina. 2001 anche lei, Valentina Zucca, ottima guardia, tiratrice, gioca molto di fisico, ripeto, spero di vederla in campo quest'anno. Penso che una delle soddisfazioni più grandi sia quello di vedere tante di quelle che erano le bambine che a cui tu hai fatto accendere la fiammella della passione per la pallacanestro, poi vestire questa maglia in un campionato così importante come quello di Serie A2. Beh sì, sono ragazzine che sono uscite dal nostro vivaio, dal centro mini basket, quindi per me è solo un orgoglio vederle in campo e poter giocare questo campionato di A2. Arriva un altro canestro della Virtus, il canestro numero 11, il punto numero 11, lo mette a segno Francesca Orsini, alla Forte, classe 1995, lei è reduce dalle finali promozione per la Serie 2 con la Nico Basket Montecatini, giocatrice di Pontedera. La scorsa stagione in Serie B ha chiuso con 34 minuti di media di utilizzo su 36 partite,
con una media punti piuttosto importante, 16,7 punti a partita. Un contratto biennale per questa giovane promessa che di fatto è oramai una conferma per questa Virtus, giocatrice che vedete maglia bianco-blu con la maglia numero 1. Intanto un'altra bella palla sotto dell'asse delle lunghe o presunte tali, perché abbiamo detto sono più che altro delle giocatrici interne, Ridolfi e Tomasovic. Qua l'assist di quest'ultima proprio nei confronti dell'ex giocatrice del San Salvatore Sellargius e della Virtus Cagliari. E dunque Cagliari che allunga, guardate come è brava a giocare a campo aperto Tomasovic. Classe 1993, andavo a cercare proprio le statistiche e le caratteristiche di questo pivot di 186 cm, bosniaca ma con passaporto croato, ha giocato nella seconda divisione croata, appena 24 anni, ed è alla sua prima esperienza in un campionato europeo. Come detto, un'ala capace di giocare molto bene fronte a canestro, sta ben impressionando Tomasovic. Sì, mi piace molto. Io ho visto anche ieri la semifinale, ottima percentuale dal tiro da fuori aria, quindi si vede che sicuramente impostata da 4, però è presente anche sotto canestro e rimbalzi, non mi dispiace. Intanto torna in panchina Giulia Ridolfi al suo posto, vediamo appena riusciamo a scorgere il numero sulla maglia. Probabile casacca da pre-season questa per il Cagliari. La numero 8, si tratta di Eugenia Caldaro. Come detto dobbiamo prendere anche noi dimestichezza con quelle che sono le nuove giocatrici del Cagliari. Il taglio sotto di Tomasovic che chiama con la mano il passaggio di Lavinia Gaetani. Pallone che arriva nelle mani di Tomasovic che subisce però falle, dunque sarà nuova rimessa con 14 secondi ancora da giocare per il Cagliari. Eccola ancora Tomasovic, pallone sotto ancora per Eugenia Caldaro, subisce fallo qua la giocatrice del Cagliari e dunque, visto il bonus per la Virtus Cagliari, se non sbaglio il fallo è stato fischiato a Orsini e dovrebbe essere il secondo fallo personale per la giocatrice della Virtus. Caldaro dunque va in lunetta e trova l'1-2 che inizia a rendere preoccupante la strada tracciata in questo derby per la Virtus, che è ancorata sui 14 punti messi a segno, 33-14 è finora il risultato. Qualche minuto di riposo per Tomasovic, al suo posto rientra Carlotta Zucca, che arriva dalla Virtus, ha fatto qualche anno da noi quando eravamo in A1, ottima giocatrice, non ha l'esperienza sicuramente ancora sulle spalle. Intanto arriva la tripla scacciapensieri di Paola Raiola, playmaker del 99 di Catanzaro, 160 cm, arriva da Viterbo, poco utilizzo per lei, 3,7 punti in appena 23 minuti. Ricordiamo che a questa Virtus manca anche, forse anche direi soprattutto, Marta Vargiu, playmaker cagliaritano del 1988, praticamente la più anziana di questo gruppo, una giocatrice nata cestisticamente in questo sodalizio dove ha percorso tutta la trafila delle formazioni giovanili e poi si è arricchita delle esperienze prima a Rende, poi a Brindisi, Campobasso, per poi tornare a casa nel 2012. Giocatrice conosciuta da Iris Ferrazzoli che l'ha allenata 3 anni fa, da Ariano Arpino, e proprio il coach argentino l'ha voluta in questa nuova avventura in casa Virtus. 33-17, la tripla scuote un po' la formazione universitaria. Di cosa si lamenta intanto Ferrazzoli? Un fallo probabilmente che non, per lei doveva fischiarlo un po' prima, e della rotazione di palla della sua squadra, delle sue ragazze. Troppi palleggi, vuole più movimento. Coach di temperamento, coach di grande carattere Ferrazzoli, più equilibrato, più silenzioso Federico Sciascia,
Tu che coach sei e che coach preferivi? Beh, io preferivo una Ferrazzoli, abituata con Nello Schirru che me ne diceva di tutti i colori, però riusciva a ottenere forse da me quello che veramente voleva. Mi aiutava tantissimo il suo modo di starmi sempre dietro. Intanto ci racconterai dopo che coach sei adesso. Arriva intanto un tentativo di praticamente di press tutto campo da parte della Virtus. Forse Ferrazzoli prova a scuotere un po' le acque, mettere un po' di brio, perché bisogna cambiare la partita per evitare di affondare in un momento di difficoltà soprattutto mentale. In lunetta ancora il Cuscagliari con la giocatrice numero 7 Elena Borsetto. Che coach è, consigliere Scameroni? Beh, che coach sono? Sicuramente pretendo molto dalle mie ragazzine, soprattutto io parlo di livello giovanile, naturalmente non del mini basket. Sono cattiva, diciamo, come dicono loro, però è giusto dare anche il dolcetto alle bimbe quando fanno delle ottime scelte, sia offensive che difensive. Bisogna purtroppo stare sempre col fiato sul collo alle giovani in modo tale che non calino mai di concentrazione. Tutto più facile poi quando hai quello che si chiama carisma. Io l'ho notato in questi primi giorni di allenamento sul parquet di Via Talete. Facile quando hai l'ascendente prima sul mondo bimbo, ma poi anche e soprattutto sull'atleta che nella sua fase adolescenziale attraversa forse il momento più delicato, quello poi tipico dell'abbandono. Torniamo a parlare di quello che sta succedendo sul parquet di Via Pessagno, perché il Cuscagliari è ancora in vantaggio per 35-19 quando mancano 2 minuti e 47 secondi alla fine di questa prima parte della finalissima della terza edizione del trofeo Acqua San Giorgio, sponsor per questa occasione della Virtus Cagliari. Un ringraziamento ovviamente anche a tutti gli altri partner commerciali della Virtus, in primis la Surgical, ma anche Artemide e poi anche tutti gli altri marchi che con enorme dedizione e passione danno una mano alla causa del sodalizio del presidente Riccardo Fava, che ha sempre ottimi numeri nel mondo del basket femminile. Intanto Iris Ferrazzoli approfitta di questo momento di pausa del gioco per la Virtus, si appresta a tirare Triolo 2 tiri liberi. Dicevo, Ferrazzoli ne approfitta per richiamare a sé una giocatrice, chiedendo di andare dentro con maggiore decisione. 36-20, 16 lunghezze da recuperare per questa Virtus. Intanto siede in panchina ancora Chiara Rossi, regia affidata in casa Cus alla numero 4 Lavinia Gaetani, una classe 2001. Evidentemente la volontà di Sciascia è quella di provare a buttarla nella mischia, perché deve dare una mano a Lavinia Gaetani, soprattutto nel ruolo di vice playmaker in questa prossima stagione. In lunetta intanto Eugenia Caldaro, assegno il primo dei 2 tiri liberi per la giocatrice con la maglia numero 8, 96 per Eugenia Caldaro, ha la pivot di 178 cm, arriva da Vicenza in Serie 2, mi dicevi forse 95? No, 96 dovrebbe essere, sì. Intanto sul cubo del cambio anche Laura Porcu con la maglia numero 8, pronta a entrare in campo. Buona personalità qua per Giulia Triolo, anche lei dotata di un buon fisico per la categoria. Cambio dunque, entra sul parquet Laura Porcu. Non dimentichiamo che anche Triolo è classe 2002, quindi proprio una bimbina. Anche lei nel giro della nazionale, buona potenzialità, buon fisico e tanta voglia per quello che si dimostra in campo di migliorarsi e di dimostrare ciò che vale. Triolo che non mette a segno però il primo dei 2 tiri liberi, sbaglia anche il secondo, dura spesso un'eternità il periodo in lunetta.
ed è il momento in cui si concentra maggiore emozione, soprattutto nei momenti caldi del match. Circolazione per la Virtus, penetrazione ma infrazione di passe, trascina il piedeperno la numero 11 Carlotta Zucchi, e dunque sarà nuova rimessa per la Virtus Cagliari quando siamo sul 38-20, più 18 per la formazione di Federico Sciascia. Porcu consegnato ancora per la compagna di squadra, ancora Porcu che prova la penetrazione, c'è però l'ultima difesa di Chiara Rossi che intanto è rientrata in campo, gioca spalle a canestro, tentativo anche con tentativo di allontanamento, passo e tiro da parte della numero 3 Simona Sorrentino, subisce in questa occasione fallo l'ala di 176 cm che arriva da Ragusa, poco utilizzata in realtà nella sua avventura triennale in Serie 1, ora in lunetta per il secondo dei tentativi, anche in questa occasione con l'aiuto del ferro, trova il canestro e può rientrare in campo intanto Tomasovic. Al posto della numero 11 Carlotta Zucca, immediatamente catechizzata dal tandem Sciascia Andrea Ghiani. Rossi in regia per Eugenio Caldaro, ancora Rossi prova la penetrazione, subisce però il fallo di Laura Porcu. Un problema la gestione difensiva di Chiara Rossi, se gli lasci un metro arresto e tiro, se ti appiccichi così come ha fatto adesso Laura Porcu rischi di commettere fallo, vista anche la rapidità del primo passo, in questo caso anche con la mano meno forte, con la mano sinistra va in penetrazione Chiara Rossi. 1-1 per ora dalla lunetta. Rossi che mette a segno anche il secondo dei due tiri liberi, playmaker di 170 cm d'esperienza, classe 1988. Triolo prova a cercare ancora la giocatrice in maglia bianco-blu. Porco intanto tenta la penetrazione, poca convinzione in questo caso da parte della giocatrice con la maglia numero 8. Tomasovic fa quello che vuole praticamente a fronte a canestro, riceve palla, sfrutta il fisico e la gamba la numero 17 bosniaca, trovando ancora un facile canestro che regala il primo vantaggio di 20 lunghezze per questo CUS, 42-22 per questi ultimi 30 secondi. Recupera Orsini, arresto e tiro da parte di Triolo che non colpisce neanche il ferro, pallone che finisce fuori. Davvero disorientata questa Virtus in questi primi 20 minuti. Intanto vedete con le immagini del nostro Giacomo Argiola si alza dalla panchina anche il vice di Iris Ferazzoli, Valentina Calandrelli, come detto impiegata non solo nel ruolo di vice allenatore ma su questo parquet anche nel ruolo di preparatore atletico e di allenatore tecnico delle giovanili. Ultimi 5 secondi, se ne incarica Chiara Rossi, presumibilmente lo scarico per la compagna di squadra. Arriva il canestro che però non è considerato buono, dunque non può far festa la numero 7 Elena Borsetto, può invece far festa tutta la formazione di Cussina che se ne va negli spogliatoi con un rassicurante più 20, 42-22. Terminato il riposo, le squadre tornano in campo per questo secondo tempo del derby tra Virtus Cagliari e CUS Cagliari, valido per la finalissima della terza edizione del trofeo Acqua San Giorgio. CUS Cagliari che conduce di ben 20 lunghezze di vantaggio, 42-22 sulla formazione virtusina allenata da coach Ferazzoli. Intanto abbiamo messo in ordine quella che è la nostra lista, individuando in la numero 25 Chiara Pastena, che non abbiamo potuto citare in precedenza, completando poi il nostro roster anche con la numero 29 Carla Pisano. Il primo attacco è del CUS Cagliari, rimessa affidata a Rachele Niola, arresto e tiro di Ridolfi, il pallone è recuperato però dalla numero 22 Paola Raiola. Si riparte poi dalla numero 25 proprio Chiara Pastena, pallone che finisce nelle mani di Orsini dopo lo scarico da parte
della numero 5 Georgieva che è mancata parecchio nella prima fase del match. Georgieva che adesso commette anche un brutto fallo nei confronti di Chiara Rossi che riesce a trovare anche un bel canestro, un tiro rovesciato con la mano destra, canestro che permette al CUS Cagliari di iniziare con un altro canestro questa seconda parte del match. Cosa avrà detto Ferrazzoli alle sue nell'intervallo? Ma sicuramente non è di certo felicissima, perché soprattutto in difesa non ci sono le rotazioni giuste, sono piuttosto distratte, quindi una Rossi riesce tranquillamente a giocarsi l'uno contro uno battendo l'avversario senza l'aiuto di nessun avversario. Forse vuole un po' più di concentrazione, attenzione sia attacco che difesa. Ricordiamoci che l'attacco buono nasce quando hai una difesa ottima e concentrata. Altra azione, infatti. Intanto continua a grandinare sul Virtus Cagliari con un altro bel canestro di Giulia Sorrentino in transizione rapida, transizione spinta da Giulia Ridolfi. Prova a reagire questa Virtus con Raiola in penetrazione, Raiola che con l'aiuto di Orsini riesce a recuperare un extra possesso, arriva ancora dentro, scarica per Rossini che però con la mano sinistra non è precisa e fortunata nel trovare il canestro. Come brava qua Rossi, un passaggio no look nei confronti della numero 6 Sorrentino però fa ripartire l'azione con Ridolfi che poi scarica per Tomasovic, rinizia però da capo Chiara Rossi che va in penetrazione sfruttando anche un blocco involontario da parte di Ridolfi. Tomasovic che recupera ancora un rimbalzo, praticamente pallone sempre nelle mani delle giocatrici con la maglia biancorossa. Arresto e tiro ancora da parte di Sorrentino e canestro ancora una volta per il CUS Cagliari che adesso è in vantaggio addirittura di 27 lunghezze, 49-22. Davvero buio pesto per questa Virtus, un CUS Cagliari che pare anche già in ottima condizione atletica tra l'altro. Sì, rispetto alla Virtus sicuramente sì, lo sta dimostrando. Non dimentichiamo però che entrambe le squadre hanno disputato la semifinale ieri, quindi probabilmente in questo momento 2 partite di seguito e col caldo che ancora c'è qui da noi potrebbero essere pesanti e sicuramente la Virtus ne sta risentendo molto di più. Qualche minuto di riposo per Francesca Orsini, a suo posto entra il numero 17 Giada Podda, altro prodotto del vivaio virtusino. Intanto in lunetta Giulia Sorrentino mette a segno il secondo dei 2 tiri liberi, dunque 51-22. Insomma, non un bel biglietto alla visita per una Virtus che sì, dovrà certamente faticare in questo prossimo campionato di Serie A2, ma se questo test può in qualche modo contare qualcosa per valutare quelle che sono le potenzialità di questo gruppo, certamente spaventa un risultato così rotondo a favore delle cugine del CUS Cagliari. Pastana intanto, Raiola intanto perde un altro pallone, la penetrazione qua da parte di Georgieva che però si palleggia sui piedi, pallone che finisce fuori, no, in realtà il tocco ultimo è di una giocatrice del CUS Cagliari. Ancora Georgieva che prova a giocare spalle a canestro, il fallo è di, no scusate, infrazione di piedi di Rachele Niola e dunque ancora un possesso per la Virtus che ha altri 14 secondi per chiudere l'azione. Arriva finalmente la tripla di Paola Raiola a scaldare nuovamente il pubblico del Pala Restivo. 51-25 il risultato, playmaker del 1999 Raiola, 23 minuti di utilizzo per lei a Viterbo, 3,7 punti però di media, quindi non una mano caldissima nonostante il buon utilizzo a Viterbo. Sono 26 le lunghezze di ritardo per la formazione allenata da coach Iris Ferrazzoli. Tutto troppo facile per Tomasovic
che qui sbaglia il canestro. È tutto altrettanto facile, rimbalzo offensivo da parte di Sorrentino, pecca anche nel tagliafuori la formazione della Virtus, altro ingrediente questo figlio di una minor esperienza, di un roster giovanissimo. Certo è che qualcosa bisogna limarlo per mettere a posto le cose in vista di un campionato dove ci sono troppi prospetti di esperienza. Ora recupera ancora questo pallone Raiola, Georgieva trova la seconda tripla in fila per la Virtus. Bella meccanica di tiro per questa guardia bulgara del 1996, 175 centimetri, dotata anche di un buon fisico. Continua a giocare molto bene Tomasovic, non confortata dall'aiuto del ferro. Si accende intanto Georgieva, che praticamente è protagonista di un coast to coast, spenta nella prima fase di gioco, un po' più viva Iva Palmenova Georgieva in questo momento del match. Adesso subisce un fallo e dunque andrà in lunetta. Intanto Ferrazzoli richiama Chiara Pastena in panchina. Lascio a te, Consuelo, l'analisi di questo momento della gara. Ma diciamo che la Virtus ha messo pressione in difesa e di conseguenza è riuscita a recuperare due buoni palloni e andare con una buona circolazione di palla al tiro pulito. Naturalmente Georgieva qui alla Virtus fa un'ottima differenza, ottimo playmaker, spesso e volentieri un po' troppo solitario, però ha delle ottime qualità. E ha anche punti nelle mani Georgieva, lo abbiamo visto nella precedente azione di 1 contro 1. Brava qua Chiara Rossi, questo ribaltamento, salta praticamente tutte le posizioni, pesca però molto bene Giulia Sorrentino, che poi prova un tiro decisamente fuori ritmo. Cus però abbondantemente a distanza di sicurezza sul 53-29 quando siamo a metà della terza frazione. Raiola lo scarico proprio per Georgieva, tenta un ulteriore tiro da dietro l'arco, brava poi a tagliare verso canestro, un pallone un po' forzato qua in questo caso da parte della Virtus, ancora proprio per il taglio della giocatrice bulgara. Rossi in penetrazione subisce forse anche il fallo che viene fischiato però solo nel successivo rimbalzo offensivo da parte di Eugenia Caldaro. Il fallo è fischiato proprio a Georgieva e si tratta del quarto fallo personale, così dovrebbe essere per la giocatrice bulgara. E allora arriva il cambio con Georgieva che trova nuovamente la panchina, al suo posto rientra la giocatrice con la maglia numero 25 Chiara Pastena, altro playmaker giovanissimo, classe 99. La rimessa però è del Cus, qua c'era forse anche un'infrazione di passi da parte di Chiara Rossi che trascina il piede perno. Bella penetrazione da parte di Giulia Sorrentino. Virtus che prova a ripartire ma è sempre molto molto attenta alla difesa del Cus. Spalla canestro, prova a giocare Simona Sorrentino, c'è però davanti Tomasovic, allora la Virtus non può far altro che scaricare un po' di responsabilità nel tiro da dietro l'arco, canestro che però non arriva. E allora il Cus riparte dalle solite mani di Chiara Rossi, la difesa ancora da parte di Raiola, penetrazione e scarico per Tomasovic che come vedete continua ad avere delle notevoli doti sia e soprattutto forse in 1 contro 1, brava a giocare fronte a canestro, molto brava a giocare anche e a cercare i tiri rovesciati nelle penetrazioni dal fondo, sembra veramente l'elemento in più di questo Cus. Sì, è stato sicuramente un ottimo acquisto, almeno quello che ci sta dimostrando in queste due gare. Giocatrice veramente forte fisicamente, non ha tantissimi centimetri, ripeto, però sta dimostrando che può stare in campo e può fare la differenza. In realtà sono ben 186 centimetri di Tomasovic, dunque possiamo definire un lusso per la categoria, soprattutto se poi
la puoi utilizzare così come ha deciso di fare questo Cus in questa stagione, soprattutto fronte a canestro. Time out chiamato da coach Federico Sciascia. Allora time out anche per noi. 26 punti di vantaggio per questo Cus Cagliari, 55-29 quando mancano 3 minuti e 30 alla fine di questa terza frazione. Intanto vedete il dialogo tra Elena Borsetto e Emilù Mura, il primo arbitro che insieme a Simone Farnetti sta portando in porto, arbitrando anche egregiamente questa finalissima della terza edizione del trofeo Acqua San Giorgio organizzato dalla Virtus Cagliari. Virtus Cagliari che deve provare a reagire, forse ormai tardi, per rimettere sul binario giusto questo match. Qua vedete era stata molto positiva la penetrazione da parte di Matilde Mancini, poi però stregata dalla fisicità delle avversarie, poi è costretta a smarrire la via del canestro con questo pallone che centra in pieno il tabellone. La Virtus però prova ancora una volta a ripartire, pallone facilmente recuperato da Ridolfi che si improvvisa adesso nel ruolo di playmaker, decide però di ricominciare tutto da Elena Borsetto. Interessante anche questo praticamente ruolo misto che possono avere sia Rossi che Borsetto, che praticamente si possono, e in un certo senso anche Caldaro, si possono diciamo dividere il ruolo di regia, utilizzabili soprattutto Borsetto e Chiara Rossi sia nel ruolo di play e nel ruolo di guardia, coadiuvate poi dalla giocatrice con la maglia numero 4 Lavinia Gaetani. 55-29 ancora per il Cus, pallone in scarico da dietro l'arco per Arianna Puggioni che trova un bel canestro da dietro l'arco. Sta migliorando soprattutto nelle percentuali da dietro l'arco questa Virtus, ma davvero la strada è molto lunga per rimettere a posto questa partita. 55-32 quando mancano 2 minuti alla fine della gara. Arresto e tiro dopo tentativo di penetrazione da parte di Giulia Sorrentino, azione che finisce con un altro canestro per le universitarie. Soddisfazione ovviamente per coach Federico Sciascia. Raiola si riparte ancora da Chiara Pastana che poi scarica ancora la palla per Raiola. Nuovo cambio, rientra Pellegrini per la Virtus Cagliari e riesce Chiara Pastana che gli ultimi 2 anni ha vestito la maglia del Battipaglia in Serie 1. Si è ritagliata 10 minuti a partita nella sua prima stagione alla Treofan, dopo aver anche ben figurato a Salerno. Insomma davvero un manipolo di giovani promettenti ragazzine per questa Virtus Cagliari che va plasmato nel migliore di modi per affrontare questo campionato di Serie A2. Ancora la penetrazione, ma tiene molto bene sul fronte difensivo il Cus Cagliari. Lo scarico e poi la penetrazione, si infrange però sul muro del Cus Cagliari la giocatrice con la maglia numero 20, e cioè Matilde Mancini che avrà però diritto a 2 tiri liberi. Intanto è stato fischiato un fallo alla giocatrice con la maglia numero 8 Eugenia Caldaro. Nessun problema però per questo Cus che è ancora in vantaggio di 23 lunghezze, 57-34, ma quando manca poco più di un giro di lancette. Pallone troppo corto in questo caso per nel tentativo di tiro di Giulia Sorrentino che scarica molto bene per Giulia Ridolfi. Brava qua Sorrentino, pallone preciso a mezza altezza per Ridolfi che deve solo appoggiare fronte a canestro. Davvero positivo questo Cus, soprattutto per la capacità di giocare nonostante la sua buona fisicità in Tomasovic e in Ridolfi fronte a canestro. La scelta è dunque quella di rinunciare a un 5 puro vecchio stile per giocare un basket certamente più dinamico e se vogliamo anche più divertente. Ma sicuramente
con 5 piccole fai un gioco sicuramente molto più rapido, più esplosivo. Infatti il CUS continua a macinare gioco, grande attacco e ottima difesa, un'altra palla recuperata perché c'è stata un'ottima rotazione. Qui prova Ridolfi a servire in transizione Caldaro, pallone però che non arriva nelle mani della giocatrice con la maglia numero 8, pallone troppo lungo che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Mancano ormai 14 secondi alla fine di questa terza frazione, 5-9-3-4 è il risultato. Ancora il muro difensivo da parte di Ridolfi sul tentativo di penetrazione di Matilde Mancini, la sensazione che manchi qualcosa a questo CUS. A microfoni spenti il presidente Riccardo Fava ci ha detto qualcosa sul mercato probabilmente la faremo ancora, ma se arriverà comunque un altro giovanissimo prospetto. Dunque questa è la linea scelta dalla formazione virtussina. Intanto manca un solo secondo, vediamo quale sarà la scelta offensiva di questa Virtus, e anche qua c'è, se vogliamo, l'errore dettato dalla inesperienza. Manca un secondo, palla a terra, l'errore che non si deve fare. Beh, non hai più il tempo sicuramente di palleggiare, prendi palla e cerchi di lanciarla, buttarla verso il canestro sperando in una realizzazione. Questa è sicuramente inesperienza, però sono ragazze che nel tempo impareranno. Ultimi 10 minuti di Virtus Cagliari CUS Cagliari, il primo derby della stagione 2017-2018, derby che sorride al CUS Cagliari in vantaggio di 25 lunghezze, 59-34. Un altro dato è anche la scarsa vena realizzativa di questa Virtus, che però tu mi dici ieri, cioè nella prima giornata di questa terza edizione del Trofeo San Giorgio, si è adoperata in maniera decisamente diversa sul parquet. Sì, ieri ripeto, a me è piaciuta moltissimo, buona rotazione di palla, situazioni e soluzioni giuste, molto più incisiva sia in attacco che in difesa. Poi vabbè, oggi ha davanti un CUS che non sta sbagliando nulla, quindi la sta mettendo tanto in difficoltà. Avete visto come esiste praticamente già una vice Tomasovic, mi è sembrata Federica Madedu, classe 2001, un'ala di 182 cm, abbiamo parlato in precedenza, Consuelo, brava anche in questa occasione a giocare fronte a canestro, la sensazione che possa essere davvero utilizzata quasi in quel ruolo. Beh, spero di sì, lei ha anche un buon tiro da fuori, quindi è rapidissima a prendere il rimbalzo, una buona visione di gioco, secondo me è una ragazza che può dare tanto e può aiutare questa squadra. Si aiuta col corpo, ma non è considerato atteggiamento irregolare da parte dei direttori di gara. In questo caso Eugenia Caldaro subisce fallo, qua invece Giulia Ridolfi. Il fallo è fischiato alla giocatrice con la maglia, forse con la maglia numero 10, così è sembrato, dovrebbe essere Giulia Triolo. Intanto rientra Francesca Orsini che è reduce dalle finali promozioni per la Serie 2 con la maglia della Nico Basket Montecatini. L'abbiamo detto in precedenza, ben 16,7 punti di media nella scorsa stagione in Serie B. Intanto parole a metà tra conforto e aiuto per Giada Po dalla parte della vice allenatrice Valentina Calandrelli. Rimbalza sui piedi, a noi è sembrato di Orsini questo pallone, invece secondo i direttori di gara a colpire per ultimo è stata Ridolfi sorride e dice ma mi è sembrata una scelta non azzeccata questa da parte del direttore di gara Simone Farnetti. Due questi tra i migliori arbitri che può esprimere il Comitato Regionale Sardegna. Diversi sono anche sul tema arbitrale i diversi prospetti che si stanno affacciando al panorama nazionale. Allora, visto che questo derby si sta avviando verso una
netta vittoria da parte del CUS Cagliari. Consuelo, ne approfitto anche per chiederti cosa ne pensi del fenomeno Cagliari Academy, praticamente il basket di Serie A2, ma di fatto il basket di Serie A torna a Cagliari dopo ben 37 anni. Sarà una realtà affiancata a quella, se vogliamo, già più inserita nel mondo del basket cittadino. Parlo ovviamente dell'Accademia Sustentus Estu, che invece in maniera ambiziosa proverà a fare la voce grossa nel campionato di Serie B. E allora, quali sono le tue considerazioni sul ritorno del basket maschile di Serie A a Cagliari? Sinceramente sono contentissima che finalmente anche a Cagliari vedremo del basket ad alti livelli. Diciamo che Cagliari si merita una squadra del genere. Poi se tutta la polemica che c'è stata intorno, non dobbiamo sicuramente star lì a guardarla e ad ascoltarla. Speravo di vedere sicuramente nel roster qualche giovane sardo, per il momento non hanno inserito nessuno, però accontentiamoci di vedere Cagliari che disputa un campionato di A2, quindi vedere un basket diverso da quello di cui siamo abituati. Intanto Directa Sport ha prodotto le gare della pre-season della Dinamo e della Cagliari Dinamo Academy. Allora abbiamo avuto modo di tastare con mano quella che è la qualità del roster affidato a Riccardo Paolini, e davvero possiamo dire che ha impressionato l'americano Chini, che è davvero capace di creare con grande fantasia un gioco spettacolare. Allora questa, mi sento di dire, forse è davvero la scelta giusta per riaccendere la passione del pubblico cagliaritano, perché questo è un giocatore capace di creare con enorme fantasia quello che praticamente è successo anche sul fronte sassarese, dove ha pagato davvero tantissimo la scelta di un playmaker di fantasia. Mi viene in mente ad esempio il prospetto Travis Diner. Attenzione però, perché dobbiamo accendere i riflettori anche su quello che sarà il campionato del Sustentus Estu, perché l'arrivo di Manuel Vannuzzo, pluriscudettato, ex capitano della Dinamo Sassari, non può che accendere entusiasmi, curiosità e fantasia da parte di tutti gli appassionati. Sarà una grande stagione per tutto il basket sardo, speriamo lo possa essere magari anche con una compagine del basket femminile, perché è da troppo tempo che manca un campionato di vertice anche nel basket femminile. Beh, è da tempo che manca, diciamo che gli anni fatti dal CUS Cagliari in A1 ha portato un po' di basket, poi sappiamo benissimo le problematiche che abbiamo qui a Cagliari, in Sardegna, nel poter recuperare sponsor, quindi ci si accontenta sempre di giocatrici con un budget abbastanza minimo, però diciamo che si sono viste delle ottime squadre, solo di vedere Schio, Ragusa, vedere pallacanestro a certi livelli a me non è dispiaciuto. Intanto, distratti da questo finale di match che è saldamente nelle mani del CUS Cagliari, che conduce per 63-40 con 5 minuti e 29 ancora da giocare, ci siamo dimenticati di citare, lo facciamo adesso, l'ingresso in campo in casa CUS della numero 13, Alessandra Ielli, classe 2000, playmaker di 160 cm, anche altro prospetto che tu conosci bene? Sì, benissimo, direi anche lei è nata da noi, a tutta la trafila del mini basket e le categorie giovanili, ottimo playmakerino, naturalmente non ha esperienza come le altre ragazze del parquet della 2, però già dall'anno scorso fa parte di questo roster, anche lei probabilmente riuscirà a ritagliarsi un po' di minutaggio. Di questo roster fanno parte anche Sonia Gallo Pilar, classe 2001, play guardia di 170 cm, e Anna Santoro, un'altra guardia di 172 cm, un'altra classe 2001. Sì, 2001, se non sbaglio io aggiungerei anche le due 2002 che sono Sofia Sorbellini e Michela Serra, lo stesso, che hanno iniziato la preparazione atletica, fanno sempre parte di questo roster, chissà anche loro avranno la fortuna di essere inserite in qualche partita nel roster della squadra. 6-4-4-2, 5 minuti e 13 ancora da giocare qua al Palasport di via Pessagno, il Pala Restivo. A microfoni spenti parlavamo con il presidente Riccardo Fava anche di quello che è lo stato dell'arte sulla struttura del Palasport di via Pessagno. Si attende qualche modifica burocratica sulla concessione della superficie di quest'area. Ricordiamo un'idea
un progetto molto ambizioso, quello del presidente Riccardo Fava, di creare una vera e propria perla in termini di struttura in questa zona, che è di fatto la zona sportiva del Cagliaritano, andando a coinvolgere tra l'altro non soltanto la superficie sulla quale oggi poggia la cupola geodetica del Palasport di Via Pessagno, ma anche andando a costruire anche in una zona limitrofa dall'altra parte della strada, ad esempio del cavalcavia che poi porta al Poetto. Torniamo però a raccontare quello che sta succedendo, perché adesso c'è un bel taglio da parte di Giulia Ridolfi, servita con grande precisione da parte di Chiara Rossi. Sembrano già conoscersi a memoria le giocatrici del Cuscagliari. 6-7-4-2, 4 minuti e 20 ancora da giocare. Pellegrini in possesso di palla per Orsini, la difesa ancora da parte del Cus. Intanto è entrata anche con la maglia numero 12 Matilde Melis. Una fatica enorme da parte del Cuscagliari, non solo a creare gioco, ma a trovare proprio lo spazio utile ad andare dentro, diventare pericolose. Passaggio da parte di Ridolfi, lo scarico per la giocatrice con la maglia numero 14 Federica Madeddu. Sul cubo del cambio intanto rientra Eugenia Caldaro proprio al posto di Giulia Ridolfi. La rimessa affidata ancora a Federica Madeddu. 17 secondi da giocare per questo Cus. Caldaro, Rossi cerca la posizione di Madeddu dentro l'area. Madeddu però decide di andare via, allora c'è l'1 contro 1 di Rossi. Solo adesso arriva lo scarico, brava Madeddu ad avvicinarsi al canestro, pallone però sporcato dalle giocatrici della Virtus. 5 secondi da giocare per il Cus. Caldaro, arresto e tiro di Caldaro, pallone troppo corto. Eccolo il rimbalzo di Madeddu, lo dicevamo, a gambe per avere questo importante ruolo nei rimbalzi in attacco. Davvero tanta fatica per la Virtus, che concede, pensate, addirittura il sesto rimbalzo offensivo di fila. Canestro non arriva, solo adesso riesce a conquistare palla questa Virtus. Azione da incubo, 3 rimbalzi, 3 canestri sbagliati da sotto. Forse la stanchezza ormai si fa sentire. Il Cus sicuramente con Rossi in campo è un Cus diverso, con ottime azioni spettacolari, e mette la palla in mano alla compagna per un tiro sempre pulito. Intanto piace Madeddu per la personalità, qui è stata brava a cercare la penetrazione con la mano esterna, con la mano sinistra. Sembrava anche aver subito un fallo che non viene fischiato dai direttori di gara. 3 minuti e 20 ancora da giocare, 25 punti di distacco tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari. Ora la ripartenza della Virtus, che trova il canestro di Simona Sorrentino, anche lei giovanissima, un'ala del 1998. Caldaro e ancora Rossi. Sul cubo del cambio intanto ancora Chiara Pastena. Rossi, sicuramente l'acquisto di mercato più importante per questo Cus. Pallone che sembrava poter arrivare nelle mani di Orsini, brava adesso però a recuperare. Scarico ancora per Simona Sorrentino, rimette un po' a posto le cose in questi ultimi 3 minuti di gioco la Virtus, che ora è in ritardo di 21 lunghezze, 67-46. Ancora Rossi, ancora Caldaro, cerca il taglio di Madeddu, pallone che arriva ancora nelle mani di Caldaro. Scarico per la giocatrice con la maglia numero 11 Carlotta Zucca. Uno dei canestri più difficili da fare, perché non si è marcati, si è praticamente a metà distanza fuori il ritmo. Quella posizione dove una giocatrice non sa mai se tirare a tabellone o meno, quindi canestro difficilissimo, anche perché non era messa benissimo con i piedi, non era di sicuro in equilibrio. 4 minuti anche per Michela Conte con la maglia numero 4. Parlo ovviamente della Virtus, eccola in possesso di palla.
E intanto brava perché trova il taglio in backdoor da parte di Chiara Pastana, brava anche lei poi a scaricare sulla sinistra per la compagna di squadra. Arriva un altro canestro per la Virtus. Virtus che può ripartire con Orsini. Vedete quanto è difficile trovare poi la via del canestro, perché questo Cus è veramente molto attento anche in chiave difensiva. Qua Orsini però è servita molto bene, riesce a trovare un canestro anche con fallo, dunque potenziale gioco da 3 punti per la Virtus, che scende sotto le 20 lunghezze di vantaggio. Il risultato, il tabellone a 1 minuto e 27 segna 69,50 per il Cus Cagliari. Rientra la giocatrice con la maglia numero 13 Alessandra Aielli. Orsini dunque avrà un altro tiro supplementare, lo mette a segno. 6-9-5-1, 18 punti di ritardo per questa Virtus, un Cus Cagliari che ha praticamente mollato la presa in questi ultimi 3 minuti. Intercetta molto bene la palla qua Chiara Pastana, che poi tenta di cercare il rimorchio di Matilde Melis. Forse in quell'occasione sarebbe stato meglio andare a canestro. Beh sì, anche perché c'erano già 2 difensori al centro dell'area, quindi è un passaggio difficilissimo da non effettuare di sicuro. Intanto si accende Simona Sorrentino trovando il terzo canestro, 2 in transizione, adesso positivo in questa occasione. 6-9-5-3, 16 punti di ritardo. Michela Conte aveva forse la possibilità di andare via, troppo rapida però la difesa avversaria per provare a cercare la penetrazione. Orsini, pallone sotto ancora per Sorrentino. Si sveglia troppo tardi questa Virtus, si sveglia troppo tardi Sorrentino, che trova il quarto canestro in fila. 6-9-5-5, 14 punti da recuperare. ...52 secondi, dicevamo, alla fine di questa finale, che dunque premia il Cus Cagliari. Pesta anche la linea di metà campo Lavinia Gaetani, che poi subisce decisamente un fallo da parte di Matilde Melis. Non c'è bonus né da una parte né dall'altra, e dunque sarà solo rimessa per la formazione universitaria, che ha ancora 40 secondi di distacco dalla conquista di questa terza edizione del trofeo Acqua San Giorgio. Buona la penetrazione, buono lo scarico, la penetrazione era di Alessandra Aielli. Rimbalzo conquistato però dalla Virtus, che riparte con Michela Conte, che prova a scaricare per Simona Sorrentino, pallone intercettato però dalle giocatrici del Cus. Ancora Sorrentino, che sente di avere la mano caldissima, non in questa occasione però, dove non riesce a trovare neppure il ferro. Rimangono dunque 10 secondi, vediamo come saranno amministrati da parte di questo Cus Cagliari, con Carlotta Zucca, il tentativo da dietro l'arco di Alessandra Aielli. Allora finisce così, il Cus Cagliari conquista la terza edizione del trofeo Acqua San Giorgio, lo fa battendo una giovanissima Virtus Cagliari per 69-55. Io ringrazio ovviamente per il commento tecnico Consuelo Scameroni. Grazie e buonasera a tutti. Ringrazio per le riprese, la parte tecnica, il nostro Giacomo Argiolas. Per noi pochi secondi di spot e poi andiamo a sentire le interviste dei protagonisti. Annata con giovanissime, praticamente non c'è una giocatrice che è sopra i 20 anni. Sì, c'è una giocatrice che è sopra i 20 anni, che sarebbe il nostro capitano, sarebbe Marta Vargiu, che lei ha finito di lavorare la settimana scorsa e ancora è indietro un po' con la preparazione, però come hai detto tu, sì, una squadra non giovane, super giovanissima
Gioco forza, c'è da fare un lavoro soprattutto dal punto di vista psicologico su questo gruppo. Sì, ma al di là della psicologia che uno deve utilizzare, secondo me quando tu punti con una squadra di questo tipo devi lavorare molto a livello tecnico, devi farle crescere, devi permetterle di giocare e sbagliando, e togliendola, riprendendola, mettendole di nuovo, perché se no fai una squadra dei giovani, non le permetti di sbagliare, è inutile. Inizia oggi praticamente un percorso nuovo, triennale, parlavamo con Riccardo Fava e mi ha detto è vero c'è l'ispirazione per il secondo anno, ma di fatto iniziamo un progetto che potrebbe durare a lungo. Sì, per me è il secondo anno, quest'anno è venuta anche a collaborare con me una mia collega che lavoriamo da sempre insieme negli ultimi anni, che è Valentina Calandrelli, che ha una vasta esperienza nel settore giovanile e anche con la Serie A2 quando abbiamo allenato ad Ariano Irpino. E sì, questo è il progetto che tutta la società Virtus ha sposato, di puntare sulle giovani, di far crescere quel bel vivaio che ha la Virtus, dandole spazio anche a ragazzine che vengono con lo spirito di voler vedersi in Serie A, vedere e misurarsi se riescono a fare in questi ultimi anni di giovanile questo passo di fare le giocatrici, e si sono presentate tutte qua in 6. Queste stesse 6 sono quelle che aiuteranno anche alla società a far vedere alle ragazzine più piccole ancora il modo che c'è da lavorare, l'intensità, e perché no anche far aiutare a noi il modo di far uscire qualche ragazzina giovane del nostro settore giovanile. La Serie A è comunque un tesoretto che va conservato anche perché fa da traino, siete inseriti nel girone sud, un girone che paradossalmente è il girone più fisico e caratterizzato da campi più caldi, forse è sicuramente la soluzione peggiore per le caratteristiche di questo gruppo? Guarda, io non sono una che le piace fare previsioni, io sempre da quando alleno in Serie A penso partita dopo partita, io sono molto consapevole della squadra che ho, so soprattutto i limiti che ha la mia squadra, come lo devono sapere anche le mie giocatrici, perché il giocatore perfetto non esiste, esiste un giocatore che è consapevole dei suoi limiti e che quando viene in palestra li vuole migliorare, li vuole superare, e quella è una squadra che io porterò nel girone sud, e se mi toccava il nord le portavo lo stesso. E quindi secondo me il girone sud, girone nord, e nel girone nord secondo me a livello tecnico ci sono moltissime squadre che puntano a fare una cosa. Nel girone sud, che io conosco relativamente perché con Ariano Irpino giocavamo sempre girone sud, abbiamo delle società come la Spezia, come Bologna, come Faenza, che sono giovani ma che non giovani così, non giovani cambi, giovani con minuti in Serie A già. E quindi questo è lo che noi puntiamo a fare con le nostre. Daremo battaglie sicuramente a tutti, e lo spirito giusto è quello che abbiamo fatto vedere negli ultimi minuti, anche se quelle diciamo esperte in questo gruppo giovane non c'era in campo, e quella è la cosa che dobbiamo migliorare, che quelle che sono un pochino più esperte delle nostre giovani entrino con lo spirito che è entrato magari Michele Alloconte a giocare, e che se affrontiamo così un campionato sia nord o sud ci possiamo divertire, e quello che viene ben venga. Ho la sensazione che l'esperienza di Federico Sciascia si veda su questo gruppo, manca una 5 pura, però Tomasovic è una 4 che piace per le sue caratteristiche, e Chiarerossi è una certezza in cabina di regia. Insomma, la Serie A2 tu la conosci molto molto bene, la sensazione è che nella costruzione ci sia molto del tuo. Sì, abbiamo cercato di fare una squadra dando ovviamente uno sguardo preciso al budget. Abbiamo cercato di puntare, oltre a Chiara Rossi, che comunque è una giocatrice ormai per queste categorie fatissima, se si può usare questo termine, anche ragazze che volevano o riscattarsi o comunque provare a dire che possono essere giocatrici per questa categoria, tipo la straniera nostra. Lei è una ragazza che ha ottime qualità e credo abbia molti margini di miglioramento. Dipenderà molto dalla sua disponibilità, dalla voglia di fare, e questo vale un po' per tutte. Se loro hanno voglia di lavorare e fare, noi possiamo fare molto bene.
Se questo viene a mancare diventiamo una squadra che insomma dovrà lottare sino all'ultimo. Non so se può valere questo test con una Virtus giovanissima, però anche la sensazione che la condizione atletica sia già a buon punto. Stiamo lavorando tanto e abbiamo dovuto ridurre anche il numero delle settimane di lavoro previste perché il campionato è stato anticipato al 30 settembre fondamentalmente, per cui siamo a 2 settimane dal campionato e vorremmo arrivare abbastanza pronti alle prime partite. Per cui anche a me è sembrato che le ragazze stiano bene, hanno fatto 2 partite di seguito, vediamo martedì perché diamo un giorno di riposo come stanno, però abbiamo ancora molto da lavorare. Squadra anche abbastanza lunga dove nessuno butta la palla. Noi stiamo mettendo dentro ragazze del 2001 che stanno provando a diventare giocatrici. Uno degli obiettivi miei e della società è quello negli anni di provare ad avere giocatrici nostre in prima squadra. Questo è il primo passo, loro devono fare tanto lavoro per poterlo essere, però già oggi abbiamo visto che alcune di loro possono stare benissimo in campo. Chiudo strappandoti una considerazione sulla suddivisione di 2 gironi, girone sud, girone nord, che cosa cambia e se poi alla fine il girone nord è la scelta, la scelta migliore. Più che una scelta noi ce l'hanno dato, è un girone credo dal punto di vista tecnico più elevato del girone sud, lo dico senza... sono quasi convinto di questa cosa, non ci sono squadre deboli. Cioè la parte bassa della classifica sarà molto, molto equilibrata, però credo che sia un girone molto più stimolante di quello del girone di sud, per cui noi vogliamo esserci, vogliamo fare una Serie A molto competitiva e provare a dimostrare che con il nostro lavoro possiamo stare in questo campionato nel modo più decoroso possibile.